L'azienda Costa ha già raggiunto un traguardo significativo in termini di sostenibilità. Ce lo può raccontare? Sì, la Mario Costa è stata definita a partire dal 2015 un'azienda con zero impatto ambientale e questo l'abbiamo ottenuto perché dal 2014, quando ci siamo trasferiti nel nuovo stabilimento, abbiamo implementato un sistema di trigenerazione con il quale noi ci autoproduciamo una parte del fabbisogno di energia elettrica, energia termica ed energia frigorifera. E sia questo cogeneratore che le caldaie tradizionali, i generatori di vapori tradizionali che abbiamo in azienda vengono alimentati non con metano ma con GNL, che è il gas naturale liquefatto, che è il combustibile fossile più pulito esistente perché la sua combustione produce solo vapore acqueo e un minimo quantitativo di anidride carbonica. La sostenibilità è anche un veicolo per l'export. Può esserlo, bisogna saperla comunicare bene sui mercati esteri, però la sostenibilità spesso ha anche un costo e quindi spesso non è facile riuscire a conciliare le proprie esigenze, necessità, voglia di essere sostenibili con l'efficienza economica di un'azienda. Bisogna fare in modo che il mercato riesca a riconoscere questo valore aggiunto di chi fa sostenibilità. Però, visto quanto se ne parla, credo che sia un tema fondamentale che negli anni sarà sempre più compreso e sempre più condiviso anche dai consumatori.